sai perché devi essere sicuro. Eccoci con Maria Teresa Senatore, neo sindaco di Portogruaro. Lei aveva detto e annunciato che ci trovavamo di fronte a una svolta epocale e così è stato. Portogruaro per la prima volta una donna sindaco, è andato tutto come previsto o anche meglio? Io le dico, sono assolutamente molto contenta dell'esperienza della campagna elettorale, chiamiamola così perché è stato un momento di incontro tra tante persone, sia delle persone facenti parte del gruppo di lavoro che mi hanno affiancato, sia delle persone che erano dall'altra parte, che erano i miei avversari, con i quali abbiamo condiviso proprio un'esperienza molto importante di democrazia. Ed è questo il fatto che secondo me si deve rilevare. I cittadini di Portogruaro si sono riappropriati del diritto-dovere di andare al voto e di decidere il loro futuro. Quindi il mio complimento va ai cittadini di Portogruaro. Grazie cittadini di Portogruaro. È stato uno spoglio neanche tanto palpitante perché mi sembra che già dopo un po' di seggi c'era lei in vantaggio, perciò non è stata neanche tanto sofferta come attesa. Voi avete vinto forse anche là dove non vi aspettavate, il che vuol dire che c'è stato un grande lavoro a monte. Vuol ringraziare qualcuno? È un gioco totale di squadra? Ripeto, è un gioco totale di squadra. Io però mi sento di ringraziare in particolare le donne della squadra. Sono donne determinate, caparbie, serene, dotate di grandissimo equilibrio, che mi sono state di supporto in questa esperienza e hanno costituito con il resto del gruppo una task force assolutamente invincibile. Grazie anche a loro. Allora concludiamo perché so che la stanno acclamando. Le ultime volte il primo consiglio comunale è stato fatto in luogo aperto, palestra eccetera. Lei intende fare altrettanto? Io intendo innanzitutto far diventare le pareti del municipio assolutamente trasparenti e lancerò un appello a tutti i cittadini perché siano presenti a tutti i consigli comunali, anzi dirò ai cittadini di Portogruaro, noi adesso ci siamo per amministrare, ma tenete conto che tutti i cittadini di Portogruaro dovranno partecipare alla vita amministrativa, nessuno escluso. Quindi insieme rimbocchiamoci le maniche e nessuno avrà più il diritto di tirarsi indietro, tutti insieme. Bene, allora io la ringrazio, come cittadino le faccio i complimenti e anche gli auguri per i 5 anni che l'aspettano. Grazie mille e congratulazioni per la sua attività. Grazie. Grazie infinite.